Cari amici della Via Presepi, buon fine anno a tutti. Questa mattina siamo stati in una nuova location di questa 11ª edizione della Via Presepi. Questa sera invece, fine anno, ritorniamo alle origini. Siamo al Presepio Artistico di Segusino, con noi Carlo Stramare, presidente del gruppo Amici del Presepio di Segusino. Buon anno! Si può dire, Carlo, sì? Certamente, grazie Luigi e bentornati a Segusino e buon fine anno e buon inizio anno a tutti quanti i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo da casa. Presepio Artistico di Segusino, che ha aperto i battenti qualche giorno fa, è un'edizione del Natale 2025 dal titolo La vita è bella, ispirata al celebre film di Roberto Benigni del 1997. Però un titolo un po' modificato, un titolo che in coda alla vita è bella abbiamo aggiunto un punto di domanda. Punto di domanda che sta un po' a significare una domanda che noi poniamo al visitatore: la vita è davvero bella? Ovviamente sì, però quale vita è davvero quella bella, quella che ogni bambino dovrebbe vedere? Perché il Presepio Artistico di Segusino in questa edizione appunto si fa centro sui bambini. Oltre alla natività che vediamo alle nostre spalle, che il protagonista ovviamente è un bambino, ci sono altri bambini protagonisti nelle varie scene. La prima scena che noi vediamo è una scena di un ragazzo dei giorni nostri che è seduto tranquillamente sulla poltrona di casa e sta sfogliando YouTube, sta guardando alcuni video e si imbatte in un documentario che parla appunto di tanti suoi coetanei a Gaza, quindi in Medio Oriente, quindi la tragedia che stanno accadendo in Medio Oriente, lui le sta guardando, le vede su internet. Il secondo passo invece è la scena finale del film La vita è bella di Benigni, quindi la ricostruzione della fine dell'Olocausto, quindi la liberazione avvenuta 80 anni fa, perché ricordiamolo, il 2025 è l'80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. E poi la terza scena finale, prima di uscire, la vita contemporanea nei nostri paesi, i nostri paesini dispersi, sperduti nella Valle del Piave 60 anni fa, dove il mondo finiva ai confini del paese e quindi non si sapeva cosa succedeva appena fuori. E però l'abbiamo rappresentato in un giorno di festa, un matrimonio, sono due sposi che si sposano, tutti i bambini che fanno la foto assieme agli sposi, e quindi al visitatore appunto la scelta di decidere, di sentenziare, diciamo, qual è la vita, quella davvero bella. Carlo, ai margini di questa bellissima scelta abbiamo visto che voi volontari avete voluto dare un riconoscimento a due dei vostri colleghi che non ci sono più. Sì, purtroppo qualche collega l'abbiamo perso per strada, o meglio, diciamo che noi ci piace dire che è andato a fare Presepi in cielo. Allora, qualche mese fa ci ha lasciato il nostro amico Elio Coppe, che è andato a fare Presepi in cielo, come dicevamo. Qualche anno fa ci ha lasciato Giacometto, che era quello che ci faceva i particolari in legno del presepio, e un paio d'anni fa ci ha lasciato Giustino, che è stato uno dei fondatori del Presepio Artistico di Segusino, e quest'anno abbiamo voluto raffigurarlo, rendergli omaggio appunto in una scena del presepio dove lui stesso sta facendo il presepio di Segusino, quindi lui era elettricista e era lì che tirava fili, sempre la vigilia di Natale che tirava fili nel presepio. Quindi diamo anche un ringraziamento ai volontari attuali. Assolutamente sì, guai mancassero i volontari, perché senza i volontari un presidente da solo non fa nulla, e quindi se il grazie più grande va proprio a questi volontari che da fine agosto sono qui che lavorano quasi tutte le sere, rubando il tempo alle loro famiglie anche, quindi il ringraziamento più grande va proprio a loro, a chi c'è adesso e anche chi non c'è più, a tutti quanti veramente grazie.
Carlo, da domani 1 gennaio riapre il presepio, è già aperto da un paio di giorni, l'affluenza non è mai troppa, quindi ai telespettatori, a te, dare gli orari e dove siete. Beh, allora Segusino, provincia di Treviso, i confini con la provincia di Belluno, presepio artistico di Segusino che è aperto tutti i pomeriggi fino al 1 febbraio 2026 e i giorni festivi anche al mattino. Tutti gli orari e tutti i dettagli li possiamo trovare nel sito internet www.presepiosegusino.it oppure nei canali social Presepio Segusino, quindi vi aspettiamo qui con un buon bicchiere di brulè, qualche caramella per farvi gli auguri di buon Capodanno. Carlo, noi ti rinnoviamo gli auguri di Capodanno anche noi, naturalmente grazie di questa splendida accoglienza che ti hai dato in questa sera. Adesso faremo un breve giro e poi ti lasciamo libero per festeggiare con la famiglia e con tutti i tuoi amici l'arrivo del 2026. Grazie mille, grazie ancora e buon 2026 a tutti quanti. Quindi, come avete capito, vi aspettiamo domani mattino 1 gennaio qui a Segusino, ma non solo. Come sempre io vi dico, visitate più presepi possibili, perché uno dei tanti modi per dire grazie a questi volontari è naturalmente, oltre a lasciare un piccolo obolo, anche portare i vostri bambini. Perché un bambino che sorride è per tutti questi volontari benzina che carica e dà la forza per andare avanti e per costruire ancora per l'anno prossimo dei presepi ancora più belli di questi, semmai ce ne fosse la possibilità. Quindi voi venite, visitatele più che potete. Da 1 gennaio vi aspettiamo anche qui a Segusino. Buon anno a tutti, buon anno Carlo e buon anno, e ci vediamo alla prossima puntata.